A Roncade c'è un castello che sembra uscito da un film medievale. Ma non è un set, è reale. Si chiama Castello di Roncade ed è uno dei pochissimi castelli rinascimentali del Veneto ancora completamente circondati da mura medievali. Di giorno sembra elegante, quasi tranquillo. Di notte cambia completamente faccia. Da secoli in paese gira una storia strana. Si dice che sotto il castello esistano cunicoli nascosti collegati al fiume Sile, passaggi usati durante guerre, fughe e incontri segreti. E secondo alcune vecchie dicerie, non tutti quelli che scendevano là sotto tornavano indietro. Ma la leggenda più famosa riguarda una donna della famiglia nobile che viveva nel castello. Si innamorò di un soldato, un uomo che non avrebbe mai dovuto frequentare. Quando la relazione fu scoperta, lui sparì nel nulla. Nessun corpo, nessuna spiegazione. Da quel momento lei iniziò a camminare ogni notte lungo le mura interne del castello. Sempre lo stesso percorso, sempre da sola. I servi dicevano di sentirla parlare nelle stanze alte, anche dopo la sua morte. E ancora oggi alcune persone raccontano una cosa inquietante. Quando cala la nebbia, certe finestre della torre sembrano illuminate, anche se dentro non c'è nessuno. E a Roncade molti evitano ancora di guardare troppo a lungo verso quelle mura, soprattutto d'inverno.